E il guaio è che la tempesta, quando è perfetta, ti fermi ad ammirarla e lei si avvicina e tu ti immobilizzi di fronte alla sua bellezza, perché non te ne capaciti. È che la bellezza invece ti dovrebbe far muovere, ma non siamo abituati al movimento. Il movimento è bello, ma mandiamo sempre qualcuno ad andare a vedere quanto manca alla fine. E c'è quel movimento dentro che ribolle, quel brusio eroga, eroga, erogare, versare. L'acqua mi ha parlato.